Prefetto, settimana dedicata alla protezione civile con tanti partner, ecco quanto è importante anche parlare della protezione civile. Lei ha ringraziato anche la stampa per l'azione che facciamo. E vi ringrazio veramente perché in questo ambito avete veramente un ruolo importantissimo. Perché la settimana nazionale della protezione civile? E perché questa settimana provinciale? Perché c'è bisogno di tanta informazione, quindi vogliamo coinvolgere i ragazzi delle scuole, di tutte le scuole di ogni ordine e grado, che saranno interessati da questi incontri con chi fa protezione civile per mestiere. Quindi parliamo di vigili del fuoco, protezione civile regionale e provinciale e poi avremo questo evento a Santa Margherita venerdì che era già stato programmato, forse è stato come dire, un progetto profetico perché purtroppo su Santa Margherita si è sperimentata una sorta di esercitazione che ha funzionato. Ringraziamo, non ci sono state vittime, non ci sono state persone che si sono fatte male, però ci sono stati tanti danni e soprattutto ci sono stati anche dei momenti di grandissima difficoltà che solo l'intervento tempestivo dei soccorsi è riuscito ad evitare problemi ancora più seri. Torno al discorso dei comportamenti delle persone. Allora è fondamentale dare dei messaggi precisi soprattutto in casi di eventi sia alluvionali che di incendi, ma anche in caso di rischio sismico. Non dimentichiamo che la nostra è una realtà fortemente interessata da un rischio sismico elevato. Quindi c'è tanto da fare. Questo è un piccolo passo che io però sono molto felice di fare ovviamente insieme a quei comuni che stanno mostrando una sensibilità particolare, ma anche e soprattutto con i vigili del fuoco, la protezione civile regionale e provinciale e in questo caso anche l'ufficio scolastico provinciale, che ringrazio tutti veramente perché questi eventi nessuno li organizza da soli, sono momenti di grandissima condivisione, la stessa condivisione e sinergia che dobbiamo sperimentare, che abbiamo già sperimentato quando purtroppo poi gli eventi si verificano. Comandante, i Vigili del Fuoco in primo piano nel momento della protezione civile, ma non solo, voi siete sempre presenti quando la gente vi chiama per tutte le opportunità. Sì, noi siamo, come dice la legge, la forza principale, lo scheletro della protezione civile ci gira intorno e per questo non potevamo che essere anche protagonisti nella settimana della protezione civile. Abbiamo individuato, con l'aiuto del sindaco che ci ha fatto un po' da spinta, abbiamo individuato la sede di Santa Margherita per fare questo evento di divulgazione. Lì abbiamo una sede nuova, molto efficace, che rappresenta il punto di raccolta di tutti gli interventi di soccorso e di aiuto alla popolazione per l'area del Belice e abbiamo voluto fare un'attività di divulgazione su questi temi ai ragazzi di Santa Margherita Belice e dei dintorni. È importante in questa giornata far passare le comunicazioni, i concetti riguardanti i buoni comportamenti da tenere quando ci sono eventi gravi. Noi abbiamo individuato 2 rischi particolari per la provincia di Agrigento che sono d'estate il rischio incendi boschivi e in autunno il rischio meteorologico e di frane e di allagamenti. Per queste 2 situazioni daremo ai ragazzi, proprio per far crescere dalla gioventù in poi, in modo che loro siano innanzitutto a conoscenza di questi comportamenti, poi possono essere anche testimoni per i più grandi che magari sono più distratti, daremo a loro queste informazioni su come comportarsi in maniera corretta. Abbiamo visto che purtroppo certe informazioni non sono note come sembrerebbe. Nelle Marche di recente abbiamo visto che qualche comportamento sbagliato ha favorito il crescere del numero delle vittime al di là dell'evento disastroso in cui è stata colpita la città. Speriamo che queste cose non si debbano ripetere nel nostro territorio. Il ruolo della protezione civile ad Agrigento ma anche regionalmente nell'iniziativa di oggi. Noi in questa iniziativa partecipiamo, ringrazio il prefetto per questa iniziativa che coinvolge tutte le componenti, Vigili del Fuoco, provincia regionale, noi. Il nostro ruolo è supportare questa iniziativa, mettere in campo e far vedere alla cittadinanza
quali sono i nostri strumenti, volontariato, strumenti tecnici e strumenti economici. Il nostro compito è guidare le amministrazioni affinché le norme di protezione civile vengano attuate, venga messa in campo ogni iniziativa per la prevenzione del territorio, che venga messa in atto ogni iniziativa per la buona e completa lettura degli avvisi che emaniamo affinché i cittadini possano essere informati bene e non informati magari da fake news che possano indurre situazioni o comportamenti anomali, e affinché appunto il rischio si riduca. Il nostro compito è ridurre il rischio nel territorio e questo dobbiamo riuscirci.